Sentite, 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 compare a comare. Oggi in Sicilia si mangia scaccia, ricotta e sausizza. Salve, benvenuti a Modica. Io sono il titolare di questa trattoria e sono lieto a ospitarvi nel mio locale per farvi assaggiare i nostri piatti tipici della cucina. Prego, accomodatevi nel mio locale. Buongiorno, prepariamo oggi la scaccia di ricotta e salsiccia o tomatina. Gli ingredienti sono la pasta di pane, la salsiccia, l'uovo crudo, la ricotta, l'uovo bollito, il formaggio e olio. Vi prego, amici miei, state a sentire sta storia che vogliamo raccontare. Renu barune, lo stampo antico, careranne e grosso, a cui si fece nido. Baroni era e chino di ricchezza e stavano dalle case canalazzi, avevano armento cappi le contrate, erano vanto e avevano premato. Avevano armento cappi le contrate, erano vanto e avevano premato. 100 anni e forse più hanno passato, e quel che lo sapeva se l'ha scordato. Ma chi sta storia, resangue e remennita, trovata fuori al prefetto Giarrita. Baroni, poeta e letterato, di Servi e di Arzona era tornato, a cucì a tutte consigliava e pace in famiglie ci portava. A cucì a tutti consigliava e pace in famiglie ci portava. Ma insieme alla fortuna e alla ricchezza, che non patia re carne né salsiccia, aveva la superbia e lo blasonato. Quindi abbiamo ottenuto quindi la foglia di pasta, cercheremo ora distribuiamo gli ingredienti in questa foglia di pasta per poi rotolarla e infornarla. Procediamo con una ma poi barone sa poter sposare, inquadratura diciamo della pasta, dare una forma più perfetta. Ma poi barone sa poter sposare, Facciamo la ricotta. conti o un altro so pare. Ma figlia so, non era il suo pensiero, e si innamorò da un povero barbiere che canalazze sempre se ne ia per farci o barone a pulizia. e fu lo campiere di la baronia, che con cosa vette canognia, spiano e rispiano a longoccione, vitto barbiere che figliaro barone. Spiano e rispiano a longoccione, vitto barbiere che figliaro barone. Ma dallo mondo chiui non c'è ragione. Fare un affronto simile a barone. Iddo, caro barone era sfamato e ho travaglio socia via assicurato. E all'indomani presto all'albeggiare, quando barone ho fatto a riportare, e lo barone l'uomo non ha sennato, non niente diventò anniavolato. E lo barone l'uomo non ha sennato, non niente diventò anniavolato. Chiama a gran voce e fa venere la figlia, e corpe ce n'era una alla seppiglia ricienno. Figlia ingrata, sbrevugnata, sdesonoratai la tua casata. Ti innamorasti uno scammesato, tu nobile ste cose non l'ha pensato, e dopo aver detto ste parole ci resta sbrevugnata perché non muore. E dopo aver detto ste parole ci resta sbrevugnata perché non muore. Formaggio. Chiuse da una stanza la sua figlia e riuniò un consiglio di famiglia. La figlia sola da sostanza stava e la sentenza meschina aspettava. Per suo fratello barone non c'è che fare,
che ste so conte casa a paiare. Salsiccia, Che sta alla fine che a fare lo barbiere. E porci se ne vengono e ucciere, che sta alla fine che a fare lo barbiere. Finciero di perdonare lo peccato, a così la figlia s'avvia acquetato. Dopo tempo si fa venire a riere per farci la barba lo barbiere. E la figlia ci contò, tutta passata, babazza si mostrò appassionata, lo barbiere la lasciò tutto preato, ridotto e deva sono imbriacato. Lo barbiere la lasciò tutto uovo sodo, preato, e tutte deva sono imbriacato. O barbiere, le case si partì, ma a Monterosso mai ci arrivavo. Due giorni scompario, non se ne sa niente. Cianciero sia l'amici che i parenti. E passa lo tempo, e ogni giorno non mi addono. uovo crudo, Fanno legna e frasche noi arzoni, trova il resto di lo povero barbiere e corre lesto de carabinieri. Trova il resto di lo povero barbiere e corre lesto de carabinieri. Scappa di notte lo baronietto frate olio, e allo campiere le mani su attaccate. A baronessa madre se ne muore e la figlia in clausura se va. sistemiamo la pasta E tutti abbandonati, e lo barone e avvolgiamo il tutto. perse ogni cosa, case e fortune. Falloto ci arrestato lo baronato, non solo sbaglio l'aveva rovinato. Falloto ci arrestato lo baronato, non solo sbaglio l'aveva rovinato. Restò per ditto e non si scorda mai che lo barone consigliava assai. Tagliamo a misura. A Cristo e a chi sapeva consigliare, ma a Pedro consigli non se ne sa parlare. Perciò amici, stameci attenti, perché Il piatto è pronto per essere infornato. venire l'uomo, l'occhio tento veleno. Allora, abbiamo preparato le nostre scacce. Prima di infornare passiamo dell'uovo crudo di sopra. Questa è la focaccia di ricotta, salsiccia e uovo. Una volta passato l'uovo, abbiamo tutto il forno pronto Perse ogni e cosa, inforniamo case le e nostre fortuna. focacce. Il forno deve essere a temperatura di 300 gradi circa. Non solo sbaglio l'aveva rovinato. Allora, abbiamo preparato le nostre scacce di ricotta e salsiccia, dette anche tomatine. Dopo circa 30 minuti controlliamo la cottura. Restò per ditto e non si scorda mai che lo barone consigliava assai. Le nostre scacce A sono Cristo pronte. e a chi sapeva consigliare, ma a Pedro consigli non se ne sa parlare. Perciò amici, stameci attenti. Buon appetito. Compare e comare, ora che ti mangiate e ti bevuto, ricordatevi prima di vinne, lo proverbio antico. I piccole sono da uccare tutte e ne tasche pochi.